Chi non fa mai caffè, del solito non fa mai un cazzo. Dare aria, puntata numero 9. Vita da metalmeccanico. E siamo a statale 53 de Vede Lago. Vede Lago in provincia di? Vedeavo. No, de Rovigo. Vigo. Ferrara. Sempre bene. E ritorniamo dentro, sempre dentro. Sempre. Che ritorniamo sempre dentro. Allora, vita da metalmeccanico. So che può sembrare un fentin strano parlare di questa categoria, perché c'è 1,5 milioni di metalmeccanici in Italia, non è un lavoro proprio particolare. Ma a fine un metalmeccanico che fa il vostro lavoro non è sicuramente il metalmeccanico di un'altra ditta. È tutte robe particolari in ogni posto che te vai. Qua davanti amico chi sei? Alberto, E Cristian. sì, Alberto, dove sei tu? mi so originario di Sant'Andrea oltre Muson. Sant'Andrea, oltre il Muson. Una Perché c'è anche prima del Muson un altro Sant'Andrea o perché... No, perché c'è tante Sant'Andrea, non so se in una verso Padova o che, e Sant'Andrea oltre Muson è la frazione di Castelfranco Veneto. Ok, che è il Muson che fa da confine con Esatto, qualcosa. mi so oltre. Oltre, ti sì, oltre. E ti invece Da Salvatronda. Salvatronda, mitica Salvatronda. Chi che non si passa una volta nella vita per Salvatronda? Centro del mondo, Sì, Salvatronda. esatto, Caput Mundi, Salvatronda. Salvatronda è in provincia di Castelfranco? Sì. In provincia di Castelfranco. Comune Salvatronda. Sì, comune. E che se qualche altra frazione qua attorno? O se solo Salvatronda per Castelfranco? Salvarosa, San Florian, Trevie, Via Rasso, Bea Venezia Beh, a Venezia sì, avevo vista. e basta. E Sant'Andrea. E Sant'Andrea sì. oltre il Muson. Oltre Muson. Mi intrippa sta roba di oltre il Muson. Mi pare che sia il vuoto prima e oltre il Muson che è Sant'Andrea. Mi immagino così. Campigo. 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 Sì. Famosito. Ok. Boh, abbiamo capito che siamo locali, insomma, così. Proprio. E vita da metalmeccanico perché lavorai come metalmeccanici in una ditta. Cosa fa la vostra ditta? Beh, la nostra ditta fa... Se vuoi anche dire il nome della ditta, se vuoi, se può dire. Non c'è un problema, sì, credo. sì. Beh, ditta si chiama Dallan e fa macchine per profilatura della lamiera. Macchine che lavora alla lamiera. Quindi guardi, costruire macchine per fare la lavorazione Esatto. delle lamiere. Esatto. E quindi capi, tutta una serie di macchinari all'interno grossi, presumo. Sì. Sì. Te vai da dei torni e frese, elettroerosione, rettifiche. È un'officina completa. Da Godas proprio. Sì, Sì. chi che piace, sì. Ga pampa i suoi denti. Che bello. Mi sono uno di quelli che piacerebbe mettere in mano sulle macchine. Vi occupate voi altri di lavorazione, ognuno dei due fa robe diverse, Sì, presumo, sì, giusto? sì. Ok. Lavorazione e trasformazione dei metalli oppure costruire macchine assemblando e veniva i tocchi da qualche altra parte? Cioè costruire proprio i tocchi per costruire le macchine? Esatto. Sì. Cioè, è partita a zero quindi? Sì, noi siamo in officina meccanica, si parte dal greso, si lavora per ottenere dei tocchi che dopo va a assemblare sui vari componenti della macchina. Dove che viene fuori, che ne so, veneziane piuttosto che tappare col profilo schiuma, piuttosto che panei per i controsoffitti, altri prodotti così che va a finire sull'edilizia. Quindi lamiere sottili. Sì. Ma produci macchine per lamiere sottili o... No, produciamo le macchine che piega e sagoma e lamiere sottili per ok, fare il ok. prodotto finito che Ok. va sull'edilizia. E di cosa si fate lamiere sottili, per curiosità? Del metallo? Che tipo di metallo? Può essere ferro piuttosto che alluminio, e quasi tutti i profili che lavora da Heinz e profili verniciati, quindi molto delicati. Come proprio roba fina e delicata. Sì. Cavolo, è un bel lavoro
E vi altri fasi macchine che fa sta roba qua. Esatto. Quindi la macchina viene prodotta da zero, vi un progetto della vostra ditta che fa la macchina? Sì, praticamente il cliente che manda in azienda un campione del prodotto finito come che da venire fuori e ad a che fa e sviluppo totale della macchina dal progetto in ufficio fino al prodotto finito e collaudato. E impiantare sul capanon dove che andare a collaudare la macchina. Esatto. Quindi neanche installare la macchina e insegnare a pararla anche a questo punto. Sì. E saranno anche tecnici che fa da teacher proprio. Sì, che sei i softwareisti, che sei proprio i montatori, quelli esterni che va dal cliente che monta la macchina e poi spiega come farla funzionare. Ah, ok. Se è una SPA vostra, Sì. sì, una SPA. Quindi grossa ditta. Sì. Un capanon solo. No, ha diversi capannoni, però tutti quanti, diciamo, nella stessa zona industriale. Che sarà in grandi anni e l'utilizzazione era quella che era, quindi un Ise capanone vicini qua, comunque nella stessa zona abbastanza industriale. vicini. Quindi collabora capanon con capanon o fa tutte robe diverse ogni capanon? Sì, più o meno. SNI, perché sì, che se do capannoni che se dedicai al montaggio con l'auto delle linee. Su uno di questi che c'è anche l'amministrazione, tutti gli uffici tecnici, e dove che lavoriamo mie e Crica se reparto macchine utensi. È un capanone dedicato solo per quello. Ti detto Crica, no Cristian? Sì, diciamo che sei il mio nome. Ok. Ufficiale. Anche a tua mamma chiama Crica? Sì. È ovvio. Dove è Crica? Vestito una via. Come sei vestito? Mia mamma è così. Sì. Quante cazzo mano? Crica sempre. Sempre, ovvio. Per chiunque. Era Crica. Di cos'è che ti fai invece in ditta? Io, aspetta, io ti non te lo domandare, aspetta. No. Non te lo domandare. Però fammi dire prima a Cristian. Vai. Crica. A Crica. A Crica. Beh, mi sono principalmente tornitore e dopo mi occupo di manutenzione, piccole riparazioni di particolari metalmeccanici, carpenterie, modifiche su macchinari e riparazione, un po' tutto fare, diciamo. Siccome è il boccia del bottega praticamente. Sì, il boccia. Mettimi che roba è. No, fermo, vado un attimo. Bravo. Si sempre di girare Il praticamente. boccia di bottega che sei 20 anni che fa il boccia. Sì, un boccia che è il suo. Dopo 20 anni sono ancora al boccia. Sì, ancora il boccia. Ma no, è un ruolo dinamico però. Sei uno che si ferma da una macchina con un pedale e te lavori 8 ore sulla stessa roba. A me fortuna perché sennò andaria fuori via di testa. testa. Sì. Far produzione, sempre solita roba, mi fa proprio sclerare. Te che ha trovato dimensione comunque. Sì. Quindi No. sei ottimo. Non si può lamentarsi, no? Sì. E anche a te che è una scuola a Espa è come che avere un metalmeccanico, queste robe qua, oppure te si entra dentro in ditta e te ha messo a fare delle robe e ho detto, lei è bravo a fare questa roba, fammi fare questo. No, beh, amico, sta il tornitore, cioè come operatore macchine utensi, è sempre stato il mio lavoro fin da boccia. Sono entrato qua come tornitore e dopo pian pianetto ho voglia di fare l'intraprendenza, ho affiancarmi responsabile e ho continuato anche a sto percorso qua dentro l'azienda. Ok, e sei un percorso classico, diciamo così. Sì. C'è abbastanza. Te invece, Alberto? Mi invece mi occupo di elettroerosione a fio. Adesso Elettroconfusione. vorrei capire chi può saperlo cosa che è sta roba. Però te adesso me lo spieghi? Provo a spiegartelo. Prova. L'utensie che taglia il ferro è un fio, noi altri usiamo l'otton principalmente. E sto fio è fatto passare a corrente elettrica. A che voltaggio? Il È voltaggio, più importante il voltaggio o è più importante il voltaggio in l'amperaggio? realtà è basso. È che l'arco voltaico che scocca tra il fio e il tocco a lavorare e raggiunge a temperatura fusione dell'acciaio e quindi lo fonde lungo tutta la superficie del fio. E come fa a raggiungere che temperatura è? Cioè che sia un gas, qualcosa che passa insieme? A corrente elettrica è un elettrica. cortocircuito contro A. Quando Ok. che una roba, una presa da casa te fa corto e parte l'incendio. Sì. Là è fuori controllo. Invece quelle macchine che dopo mie le è contro A. E quindi si ottiene questo tipo di lavorazione che è molto precisa, lenta, perché è lentissima, ma precisa. Nel frattempo ti deve leggere il giornale? No. No, Te devi guardare tutto? Magari. Fa un sonetto. No, Fai un sonetto. finché i macchinari arrivate, mi preparo i programmi per i tocchi che a fare dopo, piuttosto che andare fuori dal reparto a fare altre mansioni tipo rettifica, piuttosto che
Tanto la macchina va avanti da fuori. sola. La macchina va avanti da sola, dopo in giornata ti fa produzione con tocchetti che ha durata breve, diciamo, puoi andare dal quarto d'ora massimo un'ora. E dopo, nel nostro caso, parecchio i tocchi pa notte, e quindi prima di andare a casa attrezzo la macchina con le lavorazioni più lunghe, che magari puoi andare avanti 3-4 ore, come anche a 12-13 Quindi ore. se H24 a produzione. Praticamente sì. Praticamente senza che sia l'umano che ti guarda Esatto. la macchina, però a girare. Una volta che sei programmata, che mi so accertare che sei tutto a posto, la macchina va da sola. Va per i tranquilla. fatti sui. Gavi fresature, torni. Sì. Cos'è la differenza fra un tornio e una fresa? Perché la gente, se ti senti nominare 20.000 volte il tornio, ma se anche la gente non ha mai visto un tornio. Beh, E anche una fresa? La differenza principale è che a fresa è il tocco che sta fermo e l'utensile che gira attorno. Ecco. E il tornio è il tocco che gira e l'utensile che sta fermo. Che dito così, ti che te lo sai, mica lo so, se fa sì. Ma se uno dice, ma cosa devo dire che gira, cosa sei l'utensile, cos'è? Diciamo una ponta, Esatto. vai a scavare, a fresa, va a scavare, va a Asporta- girare attorno asporta il materiale e esporta, togliendo. Esatto. Mentre il tornio ha il pezzo che deve formarsi, che gira, che si incastrà dentro Esatto. come si chiama? Un Mandrì, non mi viene, dai. E dopo che c'è l'utensile che si muove sugli assi, che può essere 2 o 3. Gavi anche a saldadure, piegadure, qualcosetta. Qualcosina. Cos'è che potrebbe essere ancora? Forature da fare, trapani, Sì, roba così. sì. Gavi fa tutte le macchine che serve Sì, per... trapani a coonna, trapani Ah, che bei rodiai, trapani a coeona. foratrice. Una microforatrice che Esatto. è un'elettroerosione a tuffo, diciamo, che Al tuffo. si chiama così. Praticamente immagina un trapano a coeona che al posto della ponta che gira ha un elettrodo, che può essere anche quello o de rame o de oton, che qua corrente sbusa il tocco e te puoi fare foretti da 3 decimi di millimetro. Un caveglio, solito. Un caveglio. Cazzo. Un peo. Ma no. che vita che sei per andare dentro su un caveglio? No, non che sei vita che sei. Chissà No. che passa dentro un buso del genere. E il fio dell'elettroerosione a fio. Perché che a macchina là dovremo per fare i prefori, quei più piccoli, sui tocchi già temporai. Che non può essere fatti con un Con centro di altre, lavoro esatto. o asportazione di truccio. Porco Giuda, che bello. No, vabbè, mi entusiasma. Magari è un altro che Ciao, un niente. cazzo. Esatto. Vi dico che il 90% non ne c'è un cazzo di come che si è fatte certe macchine. Però è affascinante perché, cavolo, c'è tecnologie Sì. importanti. Dire. Quando sei che ti vedrai in vita tua un buso che passa un caveglio e basta. Penso che sono posti del genere e basta. Sì. Forse sui circuiti stampati. Sì. Sì, là, ti vedi. Vabbè. E dopo che c'è anche dentro la vostra ditta che c'è anche gente che fa programmazione delle macchine, nel senso che io voglio ottenere sta roba, aspetta che programma la macchina e col tocco finito, eccetera. Ti te fai anche quello? Sì, mio fasso si chiama a bordo macchina. Praticamente a me macchina che ha il CAD CAM si chiama, Sì. ossia ha il computer con il programma di disegno integrato sulla macchina. Certo. Quindi mi carico un file di disegno, un CAD 2D per capirsi, e da là mi faccio il programma. E dopo muovo la macchina che mi fa il tocco come che dico mi. Ok. Invece sui centri di lavoro, sui torni a controllo, gli puoi fare anche sta roba qua, però è molto più complesso. E ora che c'è l'ufficio tecnico di programmazione dove che fa un collega che fa il programma che poi va in macchina. Quindi roba che sei progetti enormi per fare una roba del genere. Sì, che c'è un ufficio tecnico che sviluppa, diciamo, l'idea del macchinario, e dopo che c'è altri uffici dove che si occupano proprio di sviluppare i singoli componenti. Quindi può essere, nel mio caso dove lavoro i stampi che taglia, sagoma, piega la lamiera in determinati modi, che dopo fa venire fuori il prodotto finito dalla macchina. Ok. E invece ti crica che i torni normali, anche a controllo numerico, eccetera, ti occupi di che tipo di tocchi? Beh, se macchine tradizionali ti fai particolari, piccoli particolari e anche di piccole quantità, le macchine da produzione. Oppure modifiche dei tocchi che si modificano in corso d'opera, di varie dimensioni, e dopo si fa anche dei tocchi speciali che magari su macchine in produzione non si riesce a fare,
Dopo, nel specifico, mi occupo anche di manutenzione delle macchine che dopo arrivano per la lavorazione dei metalli. E basta. Fa un po' di tutto, un po' il jolly. Ma che ti mette una scuola e tocca nettare? Sì, ma basta che non mi mette sul posto sbagliato intanto. Mango, ti mette una scuola in mano, dai. No, dai. Sì, sì. Sì, ti dice anche vai, te vai anche, basta mi paga. Se fa voi cos'è da fare. No, io direi, cioè sì, se necessità di fare altri lavori, se fa, Sì, se sì, va sì. anche bene, voglio dire, ti giri un attimo. Sì, perché mi poi sono su un lavoro vario dove che posso fare 2 ore una roba, mezza giornata un'altra roba, quindi ho sempre anche la testa un po' in moto. non sei monotono di esatto, sicuro. Forse più costruttivo anche di magari un lavoro in serie. Domande di tipo specifico, vi altri che vi una mensa all'interno della vostra ditta? Sì, è inaugurata da poco, una quindicina di giorni, che ha fatto un stabilimento nuovo dove chi ha fatto anche a mensa nuova. Mi non mangio in mensa, però sento tutti i miei colleghi che vanno a mangiare in mensa, che si contenti, la mensa è tanta roba. È se una mensa col catering o se una mensa dove chi Che si sei porta a mangiare da casa? No, che sei un'azienda esterna che porta il mangiare e lo serve direttamente fresco sui piatti. Sui piatti? No, su vaschette? No, vaschette preparate. Ristorante quasi? Sì, sì, sì. E anche a mensa mia ho vista fisicamente. Non sei raro, sei super raro. È robe qua. una figata, sì. Anche beh, esteticamente. Sì, pulito, dove Sì. c'è un ambiente sano per mangiare. Esatto. Sì, no, attacca il macchinario onto da olio, Esatto. voglio dire, e in piedi magari. E anche moderna come arredamento, beh. Sì, beh. Complimenti a chi che ha fatto, che ha avuto questa idea, perché non sei da tutti effettivamente, non sei proprio. E anche il calcetto. E il biliardin? Dopo sì. devi finire di mangiare. Devi finire di mangiare, biliardini, rutti e via. Se torna a lavorare. Vabbè, ma comunque ti fai anche, voglio dire, ti fai finire batteria, quando hai finito di mangiare, Sì. e dopo ti torni a un mondo che è normale, il lavoro è serio. È anche un momento un attimo dove che magari te stacchi un attimo, Certo. che 20 minuti, mezz'ora che te che è de buso e che sta. Mi pare molto buono, diciamo così. E capi anche la vostra pausa cicca caffè all'interno de. A te credo. Ah, porca vacca, sei seria roba ora? Da quello che non manca niente. Esatto. A Ditas è seria e apprezziamo molto sta roba qua perché abbiamo 10 minuti a mattina, a metà mattinata e 10 minuti a metà pomeriggio per fare pausa caffè, bagno, cica, dove che tutti si ferma e te 10 minuti del ristoro prima di cominciare a lavorare. Mangiare a brioche tipo un po' perché il nostro collega compie gli anni ora che porta brioche per tutti e ora si fa. Sì. Se che c'ha dentro anche su che occasione. Questo qua non è super raro, questo qua è rarissimo proprio. No. Se che te cati posti del genere, è veramente una roba. Capi il vostro marcatempo a beige, non capi il cartellino sicuro il cartone. Gavi a vostra pausa cicca, caffè, bagno, tutto quello che serve eccetera. Gavi anche le docce, i spogliatoi per andarsene a nettata ovviamente. Sì, però non abbiamo mai usare, nel senso che non c'è mai stata necessità di usarle. Io fa un lavoro da chirurgo praticamente. Sì, in lui, bianco. esatto. Lui si mette a tutta a gennaio e la cambia a dicembre perché. Ma fai i vermi? Una volta all'anno lavava. Come a cavo dico Raus in lavatrice, a cammina da sola e va. Età media della vostra ditta, avevo sessantenni che si devono andare in pensione oppure sì, tutti quanti giovani? Età media è sui 50. Una cinquantina di anni. Cinquantina. Sì. Gavi è quello che manca a stimare per andare in pensione. No, io siamo andati fuori dai Maroni qualche mese fa e paro di anzianotti. Con gli occhi verso basso praticamente che non gli fa altro. Esatto. Guarda il pavimento ormai. Esatto. E Gavi qualche straniero anche che lavora con gli altri? Sì, sicuramente. Abbiamo un brasiliano e un romeno, tutti e due bravi tosati. Il brasiliano addirittura ha origini venete se non sbaglio. Sì. Che aveva parenti castellanesi. Ai Zendai in Brasile, io come di seconda, terza generazione devo tornare in Terza qua. generazione dovrebbe essere. Devo tornare qua. Suo nonno adesso è stato proprio originario di Castelfranco. Quindi devo tornare in zona dove era. Esatto. E il cognome italiano praticamente. Feltrin. Proprio perfetto direi. Joao Paolo. Vabbè no, Feltrin. scherzo.
La domanda più strana, no? Più strana, quella che mi sentivo di fare subito all'inizio, ma che se una parte bella del lavorare in metalmeccanica, è una parte bella nel senso che, insomma, che dici, qua vai appena stare. A parte tutte queste robe belle che avete detto della vostra ditta, perché rare, rarissime, insomma. Nel mio caso pare quasi un paradosso anche, però c'è la soddisfazione di tirar fuori certi tocchi particolari, perché non è proprio semplice ragionare come far lavorare a macchina affinché faccia quello che te vuoi ti. Perché chi che ha programmato a macchina a monte, i giapponesi, loro La giapponese è la macchina che taglia... sì, quelli che dopo un mese è giapponesi. Una katana giapponese. Una katana a corrente. Di... Una katana a corrente. Katana elettrica. Con la katana elettrica. Perché chi che l'ha progettata ovviamente non sa tutte le problematiche della lavorazione effettiva e quindi quella a catarle fuori a me. Tutti E te cati fuori di sicuro? Che ogni giorno sicuramente qualcosa da imparare. Quasi ogni sì, giorno. Quasi ogni giorno, sì. Perché è o come mettere il tocco in macchina piuttosto che come fare il programma pensando a come che ragiona la macchina e come che effettivamente si muove. Tante volte che c'è da perdere che di minuti buoni. Sì. Uno dei motivi per cui tante volte domando, scusa anche a te Crica, quasi è un bel motivo per lavorare come metalmeccanico, in metalmeccanica in generale. Beh, intanto bisogna che ti piace, perché sì. qualsiasi lavoro, se non ti hai Passione passione per farlo, non ti piacerà mai. Secondo me è un lavoro costruttivo perché, a parte quello che viene sviluppato dall'ufficio tecnico, te che è sempre da mettere del tuo per tirare fuori il meglio dalla macchina, dal materiale, dai tocchi, dalle lavorazioni che te hai da fare. Quindi io ritengo un lavoro costruttivo dove che te hai da essere sempre abbastanza sul pezzo per ottenere... Sul pezzo, è proprio il termine esatto, giusto. esatto. Vi altri che avete tutti i vostri DPI, Sì. i regole, tutto quanto, ovviamente Assolutamente. con tutto quello che abbiamo detto prima, ho avuto che abbia roba regolare. Se non te hai di beat, spara a vista. Vedi uno che passa e dice, Scampa. esatto, mettete quello che te che moda. I che tiene per tutte le robe sia per l'incolumità tua e anche sua, perché dopo chi che risponde Si addita a fine. Anche a loro. Dite te fai mai, ma dopo io rimane a merda come si suol dire. Esatto. Il francesismo proprio. sì Esatto. Ceto. Sì, guanti, cuffie, tappi, Occhiai. mascherine, occhiai, Scarpe, Sì. pettorini. tutte da lavoro. Ok. Giubbotto antiproiettili. No, Sì, quello no. no, quello no. Quello no, ancora al momento. E uno dei motivi invece che, parlando con gente che lavora in fabbrica, eccetera, per non lavorare proprio in fabbrica invece si caporeparto, che molto spesso si di spaccamaroni oppure dei spie maledetti che non ti puoi sopportarli. Allora sta a fare versi. Te vedo. Ieri a casa non te vede, ma mi te vedo. Ti vedo. Ti vedo. No, ovviamente che sei un caporeparto anche da altri, qualcuno che tiene sotto controllo una zona. Sì, Sì. ne è diversi, ma tutti quanti sulla stessa frequenza d'onda. Insomma, andate d'accordo, riuscite a Sì, lavorare sì. insieme. Sì, voglio dire, non siete dei teste di cazzo. No. È importante che roba... Col mio personalmente proprio non posso dire niente. Ok, no, anche se potessi dire qualcosa non ti utilizzi adesso, è sicuro. No, beh, insomma, sicuramente non... No, vabbè, però se che sei problemi si puoi parlare con Sì, queste persone. Ecco, certo. quello è importante. Sì. Parlare che non si salvati per fare, No, per fare magari- l'orgoglioso o uno che... Anche perché siamo tutte persone adulte, quindi... Esatto, che non si fa ste robe, insomma. E sindacati? Mai sentito parlare di questa parola? No? Che esiste? Sindacosa? No, no. Sindachi? Sindaus. I sindaci ti che sai Sindaci che intervistare. intervistai, è vero. No, vabbè, succede che sei in fabbrica dove sei una rappresentante sindacale, ma magari Sì. roba molto più grossa con i miei dipendenti e ora comincia a essere necessario anche la rappresentanza sindacale. Ma se puoi parlare col paron oppure vi altri non l'ho mai visto? No, cioè, Sapevi che lei... Sì, beh, il fondatore sì, e lo vediamo ormai una volta a settimana perché nonostante la sua veneranda età, continua comunque a essere presente in azienda. Sì. Magari non fa più il suo lavoro di manager, di caccia al cliente, robe così. Sì. Però il gira, il passa a salutare e guarda
comunque che è l'ambiente che Lugo ha creato, perché alla fine Certo, se anche un orgoglio e continuare a lavorare che dentro e essere presente. per uno come lui sì, perché l'azienda ha 47 anni. Insomma, non sei ieri altro. Quindi. È stato fondato nel 78. Tu mi fai una domanda. È comunque dopo- negli anni 70. Sì. Sì. Quindi se si porta avanti fin adesso il lavoro e se ha ingrandio vuol dire che c'è anche Sì. una roba fatta bene. Cioè, non ha, Sì. non ha insomma, non si improvvisa. Strutturata. No, si struttura ormai nel tempo. Di solito quello che sì, adesso tocchiamo se per carità, però di solito quello che manda in maior e dite sì, i fioi dei paroni. Molto spesso. Non so se sia il caso vostro, non voglio palagre, però no. in tanti posti dove che la roba va in maioras perché i fioi sta tanto cocoai e gattuto e non sai neanche cosa che fa a ditta del soppare e quando gli arriva i ciuccia sui scheida a ditta del solito e manda in maiora tutto. Ma credo che non sia il nel caso vostro assolutamente no. Assolutamente no. Ma meglio così, molto meglio. Allora, visto che la vostra ditta se tecnologicamente avanzata, che se è una bel posto, eccetera, parliamo proprio del lavoro quello sporco e l'acciaio che taglie. La rubrica si chiama L'acciaio e le sue leghe. Questo meraviglioso mondo. No, in realtà mi ho appena inventato, non ha un nome sta rubrica. Ma volevo farvi 7000 leghe 7000 di acciai. Esatto. 7000 leghe d'acciaio. Ma veramente, che ho domandato a internet, dimmi quanti acciai che non è 1000, davvero? 1000 Sì. numeri. Cioè, veramente, come diceva l'ingegner Cane, 1000. 1000. Cioè, veramente, che ne ho trovato? Per esempio, ho trovato l'acciaio duplex. Che cazzo sia, vado a guardare l'ESO, tutte le caratteristiche. L'acciaio per le molle, quello che Sì. ritorna sempre. Armonico. Armonico si chiama. Sì, Acciaio armonico. Acciaio per i cussinetti. Che probabilmente che resiste all'usura, non lo so. Acciai Sì, probabilmente se nitrurai o roba del genere. Nitrurai. nitrurati. A Quindi A nitrurazione è un trattamento. un trattamento che mi fa di acciai per l'indurimento superficiale. Praticamente se te hai una sfera di acciaio, l'indurimento è come a buccia su una mela. ok. È fatto solo la parte esterna. Sì, Vai. se è necessario che non si usura, quindi Esatto. fa solo la parte esterna. Se arriva la birra. Vi ricordo sempre che siamo alla statale 53 qua a Vedeago e quando che arriva la birra bisogna bere. 1000 acciai, quindi bevo la birretta, 1000 acciai, fra cui il Corten. E Corten. Corten. Ah no, Corten. Cosa sia l'acciaio Corten? Un acciaio che non lavoreremo altri. Esatto. No, perché è un acciaio per fare finiture esterne, tipo anche Arredamento. robe così. Fioriere, piuttosto che porte o robe così. Roba che va esterni sotto le intemperie. Sì o anche no, perché è un acciaio che butta fuori un ossido tipo rusene, che però è estetico, non so che l'onze. Fa solo figo, praticamente. Sì. Un Sì. acciaio che è figo da Un vedere. acciaio figo. L'acciaio Milan. L'acciaio del momento. Del design. Esatto, l'acciaio design. Dopo che si acciai criogenici per temperature estremamente basse, che va sotto Sotto zero, Sì, i acciai che anche a meno 270 gradi che Kelvin praticamente. Va a sì. 0 Kelvin. Va a 0 assoluto, meno 270 gradi. Se tanto. ti metti dentro l'azoto liquido, Sì, te sì. raggiungi quasi che temperatura là. I acciai che dopo essere stati dentro l'azoto liquido, so a prova Durezza? dell'urto, Ah, dell'urto. praticamente si piega e non si spacca. Invece altri acciai, dopo essere stati raffreddati tanto, salta via come è vero. Porca va. Ma è classe qua, tecnico. 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 Dopo che si trova acciai balistici e corazzati per fare macchine antiproiettili e roba sarà così. che non mi riguardano altri No. tappare, quindi Anche se il momento potrebbe richiedere. a tappare antiproiettili sarà quella. Potrebbe essere futuro. Sì, con Con quello che viene avanti. vuoi anche il capotto antiproiettili su a casa dopo. Vero, è quello. Dopo che trova acciai per rotaie, ovviamente i rotaie dei treni che sarà. Sì, e anche qui che adesso trattai superficialmente solo sulla zona dove che De usura.
che corre a roda del treno, perché sì. se qui è più sollecitata da usura. E acciai refrattari che resiste al calore. La stessa roba al contrario di quelli che va sotto zero, che sarà quelli che resiste a temperature altissime. Probabilmente sì. Acciai con più vari componenti dentro, che butta dentro più carbonio, meno carbonio, più zolfo, più nickel, più e io tieni robe Nickel, cromo, molibdeno, carbonio, tutto. e il ferro poi mischiarlo con quello da voi, tipo. Sì, con quello che voi, però contesta perché una minima variazione percentuale di uno degli elementi della ligazione, si chiama così, e te cambia totalmente le proprietà meccaniche dell'acciaio. Che buono. Cioè, questo meraviglioso mondo dell'acciaio. Vabbè, fine della rubrica perché sennò andiamo avanti. Se intrippemo massa. Sì, no, vabbè, mi ciappa bene anche per carità, però l'acciaio non è proprio il mio mondo. E il mio mondo è più quello delle cagate. E ora via. E ora via. Facciamo una rubrica che si chiama Quante parole conoscito. Solita roba, vi domando una parola e vi domando di tradurla. Cioè, vi dico una parola e vi domando di tradurla in italiano. Parola in veneto che è zavaio. Cosa è un zavaio? Ah beh, non ho idea. Gnagati? Magnagami proprio. Un zavaio è un aggeggio. Guarda che razza è zavaio. Mai parà. Un mestiero? Rieto sigagno, roba del genere. No. Zavaio, No, mai no. sentito. Quando si adopera? Nel Padovano zavaio questo caso è più facile, sbudarata. So perché mi inventa una canzone. So perché che canzone si inventa? La peperonata. Tomare. Ragazza di costumi facili. Troppo facili. Facilissimi. Facilissimi. Anche senza costumi. E a parola è pramoso. Promoso o pramoso? No, anzi diciamo promoso, cioè uno che non vede l'ora. Non vedo ora, se Intrepida attesa. intrepida, Esatto. desideroso. Desideroso. Ok. Moccarsea. Cosa vuol dire moccarsea? È svignarsela. Ok, voglio svignarsi. Questa non sapevo neanche capito. E la parola è tegnoso. Vai crica, tutta tua questa. Persona dai braccini corti. Un po' egoista, un po' Esatto. tira in dritto. Taccagno tipo. Taccagno, ecco, Taccagno, la parola giusta è taccagno, taccagno, che tira in drio, che quando si ora pagare si sconde, in poche parole. Spasema. Persona agitata. Persona Agitato sì, perfetto. Si spasema, Mm. si agita. O esagita anche. Esatto. Sbrodego. Te che hai fatto sbrodego? Guarda che roba, guarda che adesso è il lavoro. Una porcheria. Porcheria. Porcheria proprio, stai proprio schifezza, porcheria. Sei proprio, Che sta? che sta. Il Marajon. Chi sei il Marajon? A sgaio. Sgaio, ecco. Ma il Marajon è anche quello che va a donne, che sei un Latin lover ok. anche a volte. Il Marajon. È il furbone del turno. È il furbongo che pensa anche ad essere furbo, ma dopo magari non lo segna tanto. Quando dici fodra, guarda quello è fodra de skei. Cosa vuol dire? Imbottito. Imbottito, foderato, imbottito, esattamente. E poi ultima, pampano. Imbecille. Imbecille che sta proprio perfetto. Vinso a man basse. A man basse. Vabbè, rubrica che si svolge sempre in maniera controversa perché mi scrivo le parole e dopo a fine so che noi viene da parlare in tutto il Veneto in maniera compagna. Se che dicevo metà di tre quarti di queste parole qua, se che dicevo un veronese non sapeva esattamente cosa che stiamo di parlare, perché magari lo parlare nel Padovano più che nel Veneziano o nel Trevisan, e magari nel Trevisan manco. Esatto. Vabbè, torniamo a parlare del lavoro perché volevo ritornare a bomba, come si suol dire. La domanda sembra stupida. Avevi un buon stipendio, cioè vai appena fare tante ore in fabbrica o se una vitassa che non ripaga. No, dai, ripaga. Ripaga. Sì. Dopo con te che hai esperienza e te che gli anni ti fai anche i scatti in avanti Sì. e stipendio non è bruttissimo, voglio dire. No. È giusto, nel senso non sarebbe mai massa, te dici. Sì, Però quei tempi che corre più che altro. ecco, Però- quei tempi che corre. Ma vi altri che avevi i benefit, i famosi benefit che ti senti sempre quando ti fai annunci del lavoro, perché a mensa pagà, per esempio, che avevi a mensa pagà oppure no? I buoni pasto in poche parole. E te puoi mangiare là, a me pare che una quota la mette l'azienda e che altra parte la mette il lavoratore. Quello è un benefit ora.
Ok. Però tipo buoni pasto da spendere in giro, no. No. Che se il welfare, che se a livello nazionale mi pare il contratto metalmeccanico, che una volta all'anno viene dato X, ecco. Ve fai visite di salute periodiche? Sì, certo. In cosa consiste? Perché mi so cosa che consiste quello che lavoro mi, ma è a vostra cosa se chi vi domanda e vi fa. Manito, beito, te droghito. Ok, e qui fai Urine. 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 Sì. Ah, e vuoi vedere se siete canoni? Perché te, cioè, mica il patentino del muetto, caro ponte, che robe là, Ok. ora e urine. E urine. Dite che porti qui di chi? Ah, scusa. E mie. Sì, Ma sì. ti pareggi casa o Sì. ti abissare là? 6 mesi prima. Ah, te fai nette una volta quando che vado a Misurina bevo 12 Esatto. litri di acqua al giorno, a Recoaro, che mi metto via dopo là sconto. E centellino. Esatto. E con Gea gli mette via. Spacca. Come la statuetta della Madonna con acqua e Lourdes praticamente. E urine dentro, quei buone da a visita. Quante ve ne fai visite? Una all'anno oppure una all'anno solo? Vabbè, ma guarda, puoi stare che a settimana sa bere. Sì. Voglio dire, sì, te pure il fegato anche, te fa anche bene. Madonna. Ti slunga la vita di qualche anno. Esatto, sì, credo che di qualche minuto Qualche secondo. che poi ti slunga la vita e ti sarà che i momenti in cui ti andrai a pagare le tasse. Sicuro, garantito. E altre visite tipo occhi, udito, che robe ave fai anche qui. Audiometria e spirometria. Spirometria addirittura. Sì, quella della capacità polmonare. Perché avevi sforzi, lavoro sotto sforzo anche. No, però io fa. Qui che fa adesso chi che fa sforzi? Affemo. Mi ha domandato se sono allergico a qualcosa, che ho detto a carta. Lavorando in ufficio. E adesso voglio vedere cosa che mi dice. E niente, mi detto vabbè, segno. Segno. Non frega niente il dottore che ti fa la visita. Non che ne frega proprio niente. Cioè, Infatti al ferro. al ferro. Dica, sono allergico a rusine. E adesso come la mettiamo? Mettete a via. Mettiti a via. Che ne è? Vega, hai mai fatto scherzi lavorare? Nel senso, Sì. cosa c'è chi faceva? Beh, Dopo capi come si a farli gli altri, ma sicuramente. Però non si può dire o si può dire? No, si può dire, sì. Sì. Che se- Roba innocua. È più stupido se un'impugnatura di qualcosa di grasso ti deve mettere a mano, te cadi a mano piena di grasso. Robe da omani praticamente. Esatto. Quanto bauchi sei che siamo? Abbastanza. QB, quanto basta? Sai che robe che però te leggerissi a giornata o Sì. te ridi sopra e via. Ovvio. sì, che sta. Questi sono quei innocui, qui invece pesanti. Oddio. Pesanti, no? Che abbia No. implicazioni fisiche permanenti. No, No. pesanti, no. Tipo posare a pistola da compressore sul culo a qualche d'uni che robe ha che te No, compri, no. Mai capitato. No. Sparacciodi così. Mettete fermo un attimo. No, perché mi spara la vista dentro là, quindi Sì, beh, immagino che sia un piano. non si può sgarare. No, non si può sgarare, effettivamente non si può. Vi altri che avete un ufficio tecnico che fa i disegni Sì. delle macchine, eccetera. Quindi voi altri come tecnici, diciamo, sì, in grado di leggere i disegni da CAD, da ose macchine che vi lese, e i programmi delle macchine che vi lese, quello che vi dà l'ufficio. No, erano altri come tecnici di officina, dovevamo essere in grado di leggere un disegno. Un disegno, non dico così come una lingua, ma quasi. Perché ogni misura di un tocco ha delle tolleranze che da essere rispettate. Nel nostro caso a maggior ragione perché lavoriamo al centesimo del millimetro, quindi da essere tocchi precisi. E si te mette una determinata tolleranza, quella da essere, se non ti si bonde l'eserla, piuttosto che fare un centesimo di tolleranza, te fai un decimo, ti butti via il tocco. Esatto. Non può essere mandare in rettifica. Se l'è sopra. Se l'è sopra, sì. state che era sa massa, no. Era sta massa, no. Ti butti via tutto. Non ti puoi dopararlo per fare un'altra roba, te lo metti da parte. Sì, io porto ciao. Sì, Sì, una metti- cinghetta e ne ho io. In porto te lo metti a posto. Esatto. Succede. Là che sei sempre a posto. sì, là che sei posto. Perché gli altri hanno un pullman delle volte. Sì, certe volte sì. Sì. E i tocchi che voi altri preparate, vi fornisce i tocchi, diciamo, da lavorare, vi fornisce un magazzino che vi porta o ne torve a roba? Beh, no, voi altri abbiamo un collega addetto al magazzino
e al taglio del materiale, che lui prepara i vari materiali per i vari reparti su dei scaffali, su dei bancai, dopo in base a dimensioni o col muetto, col traspallet o con un carrettino si porta sulle varie O in groppa. postazioni. No, in groppa no. Quindi uno vi porta i tocchi, che altro vi lavora, dopo vi i vostri bancai dove che viene a sa roba, che c'è uno che passa e tira su e viene portato nel reparto successivo. I Diciamo, magazzinieri che la recupera e dopo la distribuisce sulle varie commesse, sulle varie macchine per il montaggio. dopo i tocchi vi assemblai, come se chi i viene uni a gavi e le robe che si viene invidare Sì, o che se a questo punto se ne saldare di a invidare. fase del montaggio, che c'è tutti i particolari che viene invidai, spinai, staffai e assemblai per creare l'impianto finale. Ok, se tutto quanto dopo in boia perché gastare. A vide, incastro e robe così. Quando che montai una macchina così grande, eccetera, che fasio è a base, è come se fa una casa, il massetto sotto che No. È pesante però una macchina. E se del tutte genere. strutture, diciamo, basamenti, se delle carpenterie abbastanza grandi e Che comunque fa da base. robuste, che fa da base, che poggia su dei piedini e dove che sopra viene montato tutti gli accessori. Dopo te regui i piedini, ti metti in boia. Esatto. Sì, ok. Sì, ha logica. Come un elettrodomestico di una cucina componibile, praticamente Esatto. come Per farla un'idea. easy. Sì. Gavio macchine che fa diagnostica anche dentro là, cioè nel senso che fa misurazione. Perché il tocco, sì, te lo che è fatto, ma come ti fai sapere che è giusto? È a misura se è giusta. Hanno altri che strumenti di misura, e ora qui proprio più blandi, e i calibri. Sì. E dopo abbiamo i micrometri, può essere i micrometri i classici, che è un archetto con un onio a vite, che ti giri col pollice e indice sta vite che va in appoggio e te lesi a misura su un onio che ha dei tacchetti su una scala graduata. Ok. Ogni tacchetta te sai che è un centesimo di millimetro. Madonna. Qui E se precisi? sì. Sì. Ti tieni conto che un micrometro se calibra all'unità di misura picea, quindi al micro. Lui misura i centesimi, ma lei calibra al micro, quindi all'unità di misura picea. Madonna. mi viene mai pensare, mi va la testa a pensare a queste misure così piccole. Adesso è questione di abitudine alla fine. Sì, vabbè, per carità. Oltre a saper lesi i disegni, bisogna saper lesi anche gli strumenti di misura, perché sennò lesi pomi paperi e ciao. Sì, no, te fai porcaria dopo, se no. Sì. E vostre macchine, diciamo, più vecchie che capivi là, che sia anche roba che resiste nel tempo, che è utile utilizzare, un tornio vecchio, quanti anni può arrivare? Beh, noi altri che avevamo un paro di macchine che ad avere intorno ai 40 anni e lavoro ancora 8-9 ore al giorno. E le macchine fatte per durare. Vuol dire che se fate bene anche. Sì. Cioè, se Giapponesi. Giapponesi. La maggior parte della roba da dove viene? Perché il giapponese è l'erosione. Giapponesi, torni, eccetera. Giapponesi e frese. I giapponesi lavora bene. Sì. Non dorme neanche mai. Guarda che oggi chi capisci chi dorme poco. Per quello che oggi un po' socchiusi. Esatto. Cioè, comunque, se sempre Dio guardare la roba a precisione e te sai altro che oggi, chi te resta così. Li tira talmente tanto che si è fatto la spesa. Facciamo una rubrica sulle macchine che bisogna avere non solo in ditta, ma anche a casa. Uno vuole farsi i lavoretti in casa, bisogna che vada a comprarsi 5 robe che bisogna avere a casa per forza per fare lavoretti in casa. Parto da me che sono un neofita proprio. Sì. Portiamo dopo diamo lato expertise proprio. Sì. A man bassa proprio. Allora, partiamo da Alberto. Alberto. E ora il compressore. Bisogna avere un compressore. Sì. Per suppiare via l'onto. Serve. Il compressore, gonfiare le gomme della macchina, poca roba. Perché dopo andare al distributore gonfiate, no? Serve anche a parte. Dici che se pavamo gonfiati. Sì, a gonfia 8 mi piace. Beh, dura. Beh, grossa. Ti ha fatto diventare una statua, Dio. Dura. Granitica. Vabbè, un compressore passiamo, dai, via. Compressore. Mi piace un po' tenere netta macchina, moto, tutto quanto, con l'idropuitrice.
Sì, Non è da officina, però però è tanto utile. Te fai tanti sì. lavoretti con le idropulitrici. Dopo una roba un po' più da metalmeccanico che serve è Svitol. Orca, che non sei un attrezzo, ma sei un... Non è una tre, insomma. Ma bisogna averlo. Sì, Io sì. ho anche in macchina, ti dico la verità, in bagagliaio con Svitol. Come l'acqua sul deserto. Esatto. Se te finisci con l'Irio, Svitol. Svitol Va bene stesso. risolve. E invece gli attrezzi tipo, vabbè, a parte pinze, martelli, roba che bisogna avere a casa, cassavidi, tutte che robe ha. Guarda qua che passo a parola a me collega Crica che è factotum del Esatto. tutto. Il tossico fai esatto. da te. Per sé molto garaie. Cosa sei che cattiamo dentro? Garaie, officina, quello che ti muovi mala. Da quello che se non manca niente. Niente. Allora, mi ti dico le robe di dimmi se te, che a sto punto. Che è un banco a lavoro. A te credo. Pieghevole. Pieghevole. Perché te che è un banco pieghevole? Perché così te posso sbassarlo e mettere dentro la macchina. No, che credo. Cioè, se ti che è un banco che va a livello terra. dopo. Sì. Questa è la prima roba che ho pensato quando che ho deciso di far casa. Madonna. Già neanche a cucina. Qui dopo. a seconda. Quella dopo. Vabbè. Saldatrice? Sì, Cioè- saldatrice, sega nastro, trapano colonna. Aspetta, sabbiatrice? Che è sabbiatrice? No. Arca miseria. Da che vedo, il suocero passa sabbiatrice. No, dai visto. Sì, dagli amici. Dagli amici, qui hanno già proprio obbligatorio effettivamente. Se è l'ultima roba che mi Se livello expert. compressore, te che è? Compressore. Quanta aria tiri su? Quanti litri fa il compressore? Se bello grossetto per essere a uso civile. Tipo un Porseo. 120 o 150 Mamma litri. mia. Vabbè, insomma, che ne sta. Trapani flessibili. Trapani Tutti quelli di voi. flessibili. Qualsiasi tipo di ciave. Fresa? Fresatrice? Fresette, sì. Fresetta, va bene. Sega a nastro a disco. roba Sega qualcosa. nastro. Ah, se no, sega a nastro qui a casa. No, è a sega. Dai, hai una sega a nastro, davvero? Sì. Piccoletta per fare Porco Giuda. i mesuretti. Madonna. Pressa, non te che ne puoi una pressa, dai, non te puoi avere una pressa. Piccoetta, sì, Una esatto. pressa piccola, non puoi. Vedo mica le mato sto qua. Cesoie, vedo cesoie sì, meccaniche. manuali però. Manuali. Sì. Sì, no, a pressione. No, dalla Mierin. Non te avrai mia un tornio a casa. Da banco. Quasi. Da banco, piccoletto. Sei quello che ti attacchi il trapano oppure No, con un motore, tornietto. Tornietto A che piccolo. punto fate mancare un tornietto? Chi sei che non ha un tornio a casa? Quindi uno in cucina. No, in cucina. Ma fai i steccadenti. Ma fare i steccadenti, sì, certo. Perché a scatto di steccadenti che ha un costo, sì, me lo perché passo a è casa. soddisfazione farsi Sì, questo steccadente. Dio buono. Ma tutte queste macchinette cosa che effetto dopo? Cioè, è la soddisfazione di comprarle o se anche perché No, dopo amico, ho sempre avuto passione per meccanica, per sistemare, aggiustare, riparare, restaurare e riendo parare per fare tutte queste robette qua. Come passatempo, come svago, mi dedico a restauro cosa restaurito? di tutto. Può essere Cioè, mite porto a statua che ho in giardino de metalleo. restaureremo anche Restauro quella. tutto quello. Te allucini. Può ti essere sistemi. una bicicletta, una idropulitrice rotta, un raserba smarso da recuperare. Macchinette, roba. Sì. Affettatrici. Affettatrici. Soprattutto Perché qui dopo ti dà anche sopravvivenza alimentare. Pa tagliare soppresse. Guarda tia. Ma anche a roba motorizzata, io direi. Cioè, Sì, dopo amico. sì, no, a parte rasa erba e così, ma anche. a passione per roba storica tipo Ah. moto d'epoca, mezzi d'epoca e so di restaurarmi col tempo un mezzo d'epoca a 3 ruote, un mezzo degli anni 60, Molto caro praticamente. un moto caro De Aguzzi, mezzo relativamente raro, cioè non sei come una Vespa che ormai la anche cande strassaro. Sai che sei impegnativo anche a livello di tempo, che vuoi tanto tempo, quindi se Vorrei un vedere, percorso lungo, ma vorrei un giorno che arriverò a fine. vorrei vedere a donna che te a casa cosa che dice. Vorrei averla qua un attimo per sentire cosa che dice, ma Una santa. sì, gira con l'aureola. Sì.
Vabbè, che farà una statua. O te che affetti magari. Esatto, i cortei. Quando chi te viene in Qatar e vedere dove che si seppe Sì. Perché di solito gli uomini si seppe dentro che i posti ha. No, Ma dentro una mi- certa ora e viene fuori dopo 2 giorni, non sai dove chi era. Riesco a darmi dei limiti con l'esperienza dell'età Si che sta avanza. cazziangati. Sì, madonna, sì. I vie totte, come si suol dire. E no, vuoi imparare ad andare ancora prima che venga a torme. Esatto, prima che venga a torme. Prima di cerca di rogne me dilevo con il resto della famiglia anche a me. Era visto che tutte le macchinette di te e tutta la roba che avevi detto che del lavoro, che abbiamo capito come che funziona in dita a voi altri, adesso passiamo a parte quella stupida, perché è quella che mi interessa a me. A parte stupida è un quiz che si chiama Quiz Bauco, tipo quelli che fai in televisione. Beh, faccio delle domande, risposte secche, attenzione. Se te fossi un attrezzo da officina, che attrezzo sei che te sarissi? Ah, l'erosione, perché è precisa. Ok, crica. Una serie di chiave a crico. Perché Beh. è universale, dopo il Berger, qualsiasi roba. Un attrezzo. Vabbè. Un alieno a terra nel vostro reparto, insomma, e vi domanda cosa che sia un trapano. In parole brevi, come sei che ti spiega un alieno cosa che sia un trapano? Ciao, e ti, il trapano, E ti, lei, E mi. e mi. e Tony. Lei è un attrezzo che ha un utensile che gira, andando su un pianeta e fa un foro tondo su un tocco. Che sta? Ti come sei che ti io spiegherissi, cric? Mica spiegheria che sei un elettroutensile, quindi un strumento mosso da un motore elettrico abbinato a un mandrin che ciapa una punta, un utensile, che girando può lavorare il legno, il metallo e quello che va drio. Io ti si passa dal foro, io alla lavorazione del metallo. È una roba. Io non so in visione di cosa che sei. Sì, pensi di cosa che abbiamo in testa. Ci teme una canzone o un artista per passare una bella giornata in officina con musica baeton? Ah, beh. Beh, restando in tema Veneto, Cataranois, Medrano, Rumatera, livello italiano Caparezza e International e CDC. Sì, che sta. Mi penso che possa confermare. Sì. Sì. No, mi pensavo più una bella giornata quando che te esci a letto, andare in officina se I wait well. Wait. Via sì di sì. Sì. Che sta. Allora, vorrei qualche soprannome di quelli che lavora con gli altri in officina. Orco can, Ora partiamo dai presenti. Ora, Misso al Bonni. Miso Crica, Altri? e il Cruco. Sono tedesco. No, Al tuo ma- tezzino. forse quello più a nord di tutta l'azienda. Dopo abbiamo, vabbè, dai, Squibrio. Squibrio. Seghetto, Fa ridere solo il nome, ma va ben cosita. Seghetto, ok. Dopo che ne sarà qualcun altro soprannome. il Mago, Turbo, MacGyver. È vero che manca MacGyver. Siamo una serie TV dentro È un film da lavorare. È una serie TV praticamente. Sì, Ogni giorno un cinema. un giorno una puntata nuova. Qual è il superpotere che vorresti avere al lavoro? a pensione. Questo è un superpotere. Catarmi da un qua domani in pensione praticamente. Per godermi a 45 anni. Disime dove che ho a filmare che vo. E il superpotere certe volte potrebbe essere capire subito dove che è il guasto su un determinato macchinario in una determinata situazione. Dove sei a rogna prima che arriva Esatto. da mettere a posto. Perché delle volte ti smonti 2 giornate in una macchina e ti il problema là E non te l'avevi visto. e non te capito. Esatto. Pausa pranzo. Che se tutti io mangiare e un vostro collega invece si in mezzo al capanone che baia. Il polli. E a prima vostra reazione quella sia. Te guardi in giro e Allora che c'entra. Tutto nella norma, tutto regolare. tutto a posto, che ne sei comunque uno Sì, che fa. sì. sì. A capire uno. E ultima domanda, se una macchina a controllo numerico potesse parlarvi mentre si dio lavorare davanti, cosa sei che avvederia? Va piamona. Dipende dalla situazione.
perché se va tutto liso, bravo. Se qualcosa va storto, mona. Bestemmie a parte che sicuramente ve ne Sì, tiraria anche esatto. ve ne diria anche racquante qua là, E che torneria che indrio forse, anche se non è una colpa. ovviamente. Siamo verso la parte finale e qua che se è a parte dove che voi altri dovevi mettervi in gioco a questo punto qua. Era come che ho fatto qua prima puntata tra l'altro con i pittori col CEO e con Menego, che avevo domandato di impersonificare un datore di lavoro e l'apprendista oppure quello che andava a cercare il lavoro. Invece voi altri vi faccio fare il contrario. Uno fa il paron, uno a testa e dopo vi scambiare il ruolo. Uno fa il paron che ha da licenziare l'operaio perché ha fatto una cappea, ma la fatta grossa però, e ha da dire che tipo di cappea che ha fatto e che se lo merita. Mettevi uno di fronte di che altro e ridi. quando che finché mi guardavi i minori adesso che mi guardavi gli altri due, Chi fa cosa? era chi c'è che fa il paron degli altri due per primo. Dai parti di fare il parole. Boh, adesso ti stai da licenziarlo. Te che hai un minuto di tempo per spiegare cosa che abbiamo combinato. Boni, vieni qua un attimo. Veloce. Perché veloce? Cosa è successo su Amatrice là de stampo che non va bene? Scampalasse, arrotagliare a metà, può capitare. Dormimo qua. Ogni tanto ho fatto festa ieri sera, ciao. Non te vedi mia che ti hai fatto una cappella grande sempre? Vabbè, basta un punto a salaura, recuperiamo. No. La Cosa salaura sarà, qua, sarà 5 euro in matrice, cosa ho avuto? la salaura qua non basta. Mi tocca stare a casa stavolta. No, Ti hai fatta massa grossa. no, per piacere, dai, non No, bevo no. più, prometto. Casa, fuori ai maroni. No. Bravi, vabbè, un applauso perché veramente il se lo merita. Sì, sta bravi. E il tonno era veramente Shakespeare te fa una pippa proprio. Giosso e Bira si inverte i ruoli. Adesso te voglio. Te che è da licenziarlo ti. Cosa che ha combinato? Ciao, Crica. Non ti ho mai chiamato Crica, ti chiamavo sempre Christian. Però ancora ti chiamo Crica. Perché di sì? Vieni qua un attimo. Dimmi tutto. Ciao, cosa è successo con che a bara fietata che te dovevi fare che mi serviva urgente? Avevo fatta, ma avevo capeata, sì che era stata... Non era più materiale, era stata da finire. Da finire, ma anche più fina non mi va mia. Ben setto. E te sai che quello là è un lavoro mi serviva e so perdimo anche il cliente. Cosa faccio? Cosa voglio fare? Mi tocca stare a casa? Oh. Ordiniamo il materiale e domani a femo. Domani, dovevo consegnarla ieri. No, qua non che siamo. O ti si tento, se no, no. Vabbè, dai, pazienza, a volte fuori i coglioni, per casi miei. Pazienza, pure i coglioni. Cioè, aspettava altro praticamente. Vai, te sai dove che sei a porta. Ciao. Grazie. Bravi. Gli facciamo un applauso perché se stai bravi, dai. Questa qua, il sega è impegnato per licenziarlo però, si impegnai per tirarvi in culo uno che altro. Non sai che dovessi stimolare più di tanto. No, anche no, se dire la verità, licenziare uno per una bara fietà, insomma, però te perdi il cliente e poi dire che era un cliente da 8 milioni di euro e ora là e ti diceva vabbè, te che era so, asme casa. Ma poi cioè era bara fietà, magari c'è fuoco il tornio, nato a fuoco il capanone, ciao. Ecco, che era la motivazione. Drammatico, fia all'osso. Grazie a Cristian e a Alberto che parlavano di metalmeccanica, ma comunque anche di tutte le altre robe. Mi domandi idiote perché portare su altri mondi, addirittura con gli alieni. Che quando che succederà si sa pronti, quindi a far busi. Sì, infatti a fare busi col trapano. Dai Aria, puntata numero numero 9. Sì, è numero 9. Ringraziamo i sponsor. Acquarinata
Corinata. Ringraziamo i sponsor che non che perché non ho sponsor e quindi va bene così. Anche per stavolta mi avevo pagato mia e il viaggio, mi avevo sponsorizzato da solo. Ragazzi, ci stai bravi, grazie. Gli argomenti non era facile, viaggi che lavorei, però spiegare sto mondo qua a chi che sei fuori non è mai semplice, mai. E quindi facevo un applauso da soli perché veramente me lo merite. E cosa vuoi aggiungere qualcosa a memoria dei posteri o qualche saluto a qualche doni magari in dita che magari dopo vi ascolterà, chi che sa. A memoria di postumi dopo tutte queste I birre, postumi? Sì, ma terza birra, quindi c'è a posto, diciamo così. Mi saluto il mezzo elettricista. No, perché domani che andare a lavorare, no? E ti dico, ho fatto festa ieri e te la licenziare. Non vorrei mai che domani te capitasse davvero. Mai dire mai. No, vai, non vorrei mai che fosse colpa mia. Assolutamente. No. Assolutamente. Vabbè, grazie comunque, si stai molto... Grazie a te dell'esperienza. Si stai simpatici e anche utili perché secondo me certe robe, per farsi un'idea di come che lavora gli altri e di cosa che sei negli altri posti, va sempre bene. Sì. Non dico per fare i confronti, ma pensare ad andare in meglio e cercare di andare a lavorare meglio, questo è utile per tutti. E ringraziamo anche Statale 53 che ne dà l'opportunità di fare questo podcast qua a Vedeago. Grazie e grazie per la vostra simpatia e cordialità. Grazie a tutti ancora. Come qui veri simpatia e cordialità. Portami via, simpatia, portami via. Puntata numero 9, Daghe Aria, i metalmeccanici. Grazie ragazzi. Grazie Erma. Sì. Ok, recording. Faccio una piccola prova. Voglio farmi una prova a microfono tutti e due. Dici una frase a piacere. Dico una frase a piacere, va bene questa. Mi aspettavo un viva a figa, qualcosa del genere. Viva figa sempre e chi che la furiga costante.